me non dà fastidio Musolino, non ho nessun sentimento di questo tipo. Quando nomino delle persone nei consigli di amministrazione non è che gli chiedo la tessera politica. Penso, ha nominato un ingegnere che è di origine calabrese, che è un ingegnere che ha un curriculum da paura, è una donna, e ha fatto l'amministratore delegato. Io peraltro posso dire, e non verrò smentito da nessuno, penso che siano forse 1 anno e mezzo, 2 anni che non ci parlo neanche assieme. Lei ha questo incarico, risponde in base alla legge del codice civile. Se dice di non votare, di votare no al bilancio, avrà messo a verbale le motivazioni. Cioè, stiamo parlando di società che hanno dei bilanci, cioè non ci farei una questione di Stato. Se il dottor Musolino ha delle controdeduzioni da produrre, le produca. Io gli auguro che riesca a dimostrare la bontà di tutte le attività, appunto. Dopo le dichiarazioni del presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, che ha utilizzato il termine giochetti, arriva la replica delle due parti in causa, il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che sono sulla stessa lunghezza d'onda nel rispondere alle accuse. C'è la magistratura, c'è il suo ministro dei trasporti, ci sono indagini. Io su questo non mi esprimo, guarda, io faccio il sindaco e ai cittadini diremo sempre la verità. Noi alla Regione mi sembra di aver visto che abbiamo nominato delle persone rette, con la schiena dritta, che non si sono piegate le cose, i piccoli giochetti, né io e tantomeno il Presidente Zaia ne siamo abituati a farli nella nostra vita, siamo gente specchiata, semplicemente c'è un'operazione che è stata una rilettura di una concessione data a Mantovani, se ho capito bene presa dal Presidente del Porto senza chiedere niente, senza informare o fare votazioni sul tipo nel Consiglio dove era posto adeguato, tra l'altro un esborso di 9 milioni di euro previsto, e i consiglieri hanno detto noi non firmiamo sta roba qua, anche perché la legge dice che poi ne vanno loro anche responsabili. Fino adesso mi pare che Canali non è stato scavato niente, mi pare che se l'attivo è di 26 milioni perché non hai fatto niente, l'attivo è lì ma non hai neanche fatto niente. Diverso è fare le cose e avere il guadagno, ma se non fai niente il guadagno è dell'attivo. Cioè, non abbiamo, adesso scava il canale, adesso fa le carottaggi su Vittorio Emanuele perché gliel'ha ordinato il TAR. Sono 4 anni che gli abbiamo detto almeno fai i carottaggi. Poi dice ma perché non c'era il protocollo FAI? Insomma, c'è sempre una scusa di qualcosa.